fallo di Falcao su Rossi, calcio di punizione per gli azzurri. Antonioni a Cabrini. Antonioni, Rossi sul passaggio preciso di Tardelli, ha mancato la palla Rossi, occasione perduta per l'Italia. Chiama in avanti Cabrini. Rossi, gol! Rossi! Italia in vantaggio, Rossi, quinto minuto, Italia 1, Brasile 0. Leandro Cerezo. Rossi, Rossi, e ancora l'Italia in vantaggio. Errore di Junior, prontamente sfruttato da Rossi. C'è un errore di Junior e Rossi al 25esimo porta di nuovo in vantaggio l'Italia. Eravamo 34, adesso non ci siamo più, e seduto in questo banco ci sei tu. Era l'anno dei mondiali, quelli dell'86. Paolo Rossi era un ragazzo come noi. Questo ragazzo col quale sono cresciuto, perché da quando ho 15 anni che sento i suoi pezzi, ci ha portato anche fortuna, perché è un aneddoto: durante i mondiali dell'82 io ero in camera insieme ad Antonio Cabrini, avevamo solo una cassetta, quella cassetta era di Antonello Venditti ed era sotto la pioggia, non so se qualcuno se lo ricorda, che parlava fra l'altro del presidente Pertini che tanto ci ha portato fortuna. Ecco, per 40 giorni abbiamo ascoltato Antonello. Paolo era lo scugnizzo della squadra, era quello che metteva allegria, quello che si allenava sempre con il sorriso, che regalava sorrisi, che regalava battute, ed è stato un onore e un piacere aver condiviso dei momenti memorabili, professionalmente parlando, con lui. Se lo incontrassi in questo momento gli direi 3 cose. Paolo, ti abbiamo voluto bene, ti vogliamo bene e ti vorremo sempre bene, sarai sempre nei nostri cuori, non ti lasceremo mai. Resterà sempre nei nostri cuori. Buon pomeriggio, ben ritrovati ad Anteprima Sport. Questo è il nostro omaggio al cosiddetto Pablito, lo conoscevano tutti così, Paolo Rossi, un calciatore che, come ho detto, rimarrà nel cuore di tutti noi per la sua semplicità, per la sua eleganza, per il suo stare in campo, il suo essere sempre garbato. Dicevo, buon pomeriggio, ben ritrovati ad Anteprima Sport. Parleremo anche di Pablito, lo faremo in compagnia di uno dei nostri ospiti che è qui con me in studio, è l'avvocato Luciano Cuozzo. Buon pomeriggio, avvocato. In collegamento dovremmo avere, già lo vedo in bassa frequenza, Antonio Clausi, giornalista di Cosenza Channel. Buon pomeriggio Antonio. Ciao Anna, un abbraccio a tutti. Dovrebbe collegarsi tra pochissimo con noi il direttore Mauro Meluso, che abbiamo beccato così come l'altra volta mentre insomma, si sta per imbarcare verso la Calabria, perché il suo Spezia proprio giocherà domani pomeriggio qui in Calabria contro il Crotone. Intanto parliamo di un ricordo che hai, Luciano, tu su Pablito. Insomma, eravamo tutti dei bambini, però siamo cresciuti nel mito di questo calciatore che ci ha fatto sognare nel mondiale dell'82 e poi nelle successive fasi del calcio. Ecco. Sì, per quelli della mia età, diciamo i cinquantenni di oggi, all'epoca Paolo Rossi, quando faceva faville, prima ancora del mondiale dell'82, nel Vicenza, nel Real Vicenza lo chiamavano, di GB Fabbri, arrivarono secondi in campionato, se non sbaglio, in Serie A. Paolo Rossi era l'icona calcistica di quell'Italia calcistica, ed era un periodo nel quale in effetti ogni bambino, quando iniziavamo da piccoli con il Super Santos all'epoca a giocare, ci immedesimavamo ovviamente nelle gesta di questo grande calciatore. Fu diverse volte, un paio di volte se non sbaglio, fu capocannoniere in Serie A. Era un giocatore molto rapido, una prima punta ma che aveva anche le movenze della seconda punta, giocava sul filo del fuorigioco.
Dalle immagini che ho visto vi assicuro che quel che vedemmo di Paolo Rossi nel Mondial dell'82, che pure ci fece vincere con i suoi 6 gol tra Brasile, Polonia e finale con la Germania, nulla era in confronto a quello che fece in Serie A intorno alle stagioni 77, 78 e 78, 79. Era l'icona calcistica di quell'Italia. Antonio, tu invece quale ricordo hai? Eravamo, come dicevo, tutti dei bambini, però insomma Paolo Rossi è rimasto nel cuore di tutti noi. No, io non ero neppure nato. Ecco, quindi... però sicuramente l'avrai conosciuto in seguito, ecco. Sì, il Mondial dell'82 lo conosco soprattutto per i racconti che mio padre mi ha sempre fatto, che lo ha descritto da sempre come proprio l'emozione sportiva più grande, più intensa che un italiano abbia vissuto, un italiano che ama il calcio. Nemmeno lontanamente paragonabile, mi ha sempre detto, a quello del 2006. Vuoi perché i mezzi di comunicazione non bombardavano con la frequenza odierna d'utente, vuoi perché il calcio era altro, vuoi perché c'era un pallone, ma in realtà era poesia. Quella vittoria fu un collante per tutta l'Italia e quindi Paolo Rossi era il simbolo. Io stamattina su Gazzetta dello Sport ho letto un articolo molto interessante. Sostanzialmente sostengono con dati di fatto che 40 anni prima di Cristiano Ronaldo vi era già un stellare mondiale ed era Paolo Rossi che divenne Pablito in quella sera, anzi in quel pomeriggio oggi. Con Luciano proprio prima a telecamere spente stavamo parlando di, purtroppo insomma è una fase delicata in cui abbiamo dovuto registrare la morte di Maradona, adesso quella di Paolo Rossi, però stavamo ricordando questa fase fondamentale, nel senso che Paolo Rossi purtroppo non ha mai giocato contro il Cosenza, così come invece fece Maradona in quella partita di Coppa che vediamo sempre insomma la stretta di mano fra lui e Gigi Marulla. Maradona giocò la partita d'andata, al ritorno non fu presente al San Vito, mentre con Paolo Rossi no. Io da quando seguo, dal 79-80, che da piccolo seguo il Cosenza, non credo che ricordi, non c'è mai capitato la possibilità, neanche in amichevole, ecco, di affrontare Paolo Rossi qui, o comunque di affrontarlo con il Cosenza, non dico di averlo visto qui al San Vito. D'altronde erano anche i tempi in cui il Cosenza militava in categorie inferiori e non c'era ancora la possibilità di disputare in Coppa Italia le partite tra squadre di Serie C e squadre di Serie A, che venne un po' più in là alla fine degli anni '80, quando in realtà insomma, Paolo Rossi era sul finire di carriera. Intanto io chiedo in regia se mi danno cenno, se abbiamo già il collegamento con il direttore Meruso, però nel frattempo andiamole a vedere insieme la classifica e il prossimo turno per quanto riguarda appunto la Serie A. Iniziamo dalla massima serie con il Milan in testa alla classifica a 26 punti, seguito dall'Inter a 21, poi ci sono Napoli e Juventus a 20 punti, Sassuolo a 19, Roma a 18, 17 la Lazio, troviamo la Lazio, poi a 16 punti l'Hellas Verona, a 14 l'Atalanta, 12 Bologna e Cagliari, subito dopo Sampdoria e Benevento, a 10 punti Udinese, Spezia e Parma, Fiorentina a 9 punti, Torino e Genova a 6, chiude il Crotone con 2 punti. Vediamo appunto il prossimo turno che vedrà contro la squadra appunto dello Spezia che giocherà in Calabria, Lezio Scida contro il Crotone, poi troveremo Atalanta-Fiorentina, Bologna-Roma, Cagliari-Inter, appunto Crotone-Spezia, Genoa-Juventus, Lazio-Hellas-Verona, Milan-Parma, Napoli-Sampdoria, Sassuolo-Benevento e Torino-Udinese. Un Crotone che è ultimo in classifica, Luciano, e che quindi insomma deve cercare di rosicchiare i punti se vuole puntare a questa salvezza. Però in basso la classifica non è lunga. In effetti un paio di vittorie potrebbero bastare ai pitagorici per agganciare di nuovo pienamente il treno della salvezza.
almeno per questo momento. È chiaro che la partita con lo Spezia è una di quelle dirette concorrenti per la salvezza che il Crotone dovrà cercare di far suo. Uno Spezia che peraltro insomma, sta facendo il campionato, forse diciamo sulla carta sta andando oltre le previsioni. Sulla carta, però la squadra ha un ottimo allenatore, ha un'ottima intelaiatura, è una squadra che gioca sempre, ovunque, per cui è una delle sorprese del campionato sicuramente. E poi insomma c'è il Crotone che comunque in partite importanti come quelle con la Juventus è riuscito a fare comunque risultato, un punto contro una squadra d'alta classifica è sempre un punto importante. Io vedo in bassa frequenza già collegato con noi il direttore Mauro Meluso. Buon pomeriggio direttore, ci sente? Buon pomeriggio, sì. Abbastanza, mi sento abbastanza bene. Siete in partenza appunto per la Calabria, lei tornerà in Calabria questa volta da avversario contro il Crotone, stavamo dicendo proprio questo, una partita importante quella di domani. Beh, sicuramente partite poco importanti non ce ne sono in qualsiasi campionato, figuriamoci in un campionato così difficile come è quello della Serie A che ci onora di far parte. Ovviamente qualcuno può pensare che lo Spezia, visto che sta facendo bene, può un po' cullarsi su questo momento buono. Così non è, perché ovviamente dobbiamo continuare soprattutto cercare di fare il risultato, ma il risultato abbiamo sempre cercato di ottenerlo con le prestazioni. Come dicevamo l'altra volta, siamo veramente contenti delle prestazioni che la squadra sta ottenendo, e dietro a queste prestazioni ci auguriamo che rispetto alla scorsa partita insomma si possa anche portare a casa qualche punto, perché la scorsa partita abbiamo fatto molto bene contro la Lazio, però abbiamo purtroppo perso. Direttore, vedo anche insomma un paio di vittorie in trasferta proprio per la squadra dello Spezia, quella di Benevento, anche quella di Udine, quindi insomma si potrebbe fare il tris domani pomeriggio. Ma ovviamente si parte sempre con questi presupposti, così come credo che anche il Crotone partirà col presupposto, ho già letto un po' di dichiarazioni, insomma, che diventa per loro un nuovo inizio di campionato, visto che hanno solo 2 punti, hanno fatto solo 2 pareggi, quindi ovviamente aspettano le squadre più abbordabili come possono essere lo Spezia e le altre che sono nella parte bassa della classifica, e sarà sicuramente una partita molto molto combattuta e insomma io ovviamente mi auguro che possa vincere lo Spezia, questo è normale. Direttore, ci sono 9 gare che mancano per il Giro di Boa, fino adesso qual è la squadra che l'ha impressionata di più? Un po' perché noi eravamo a corto di condizione mentre loro si allenavano già un pochino, un po' perché in effetti insieme allo Spezia credo la sorpresa del campionato mi ha impressionato il Sassuolo, perché il Sassuolo ha dato continuità di gioco e di conduzione tecnica, e quindi anche ha dato continuità di organico a molti giocatori degli ultimi 2 anni, e quindi insomma è stato per il Sassuolo è stato un crescendo continuo che l'ha portato a ridosso delle prime in classifica, insomma addirittura è stato addirittura, se non ricordo male, prima o secondo in classifica per qualche ora, quindi insomma il Sassuolo sicuramente, oltre che per i risultati che sta ottenendo, anche per l'impianto di gioco, per come gioca la squadra, insomma sono un profondo estimatore di De Zerbi. Antonio, hai domande per il direttore? C'è in collegamento con noi Antonio Clausi, direttore Meluso. No, io più che altro al direttore che saluto, volevo chiedere come lo Spezia vive questo momento, nel senso che concordo con lui quando sostiene che non bisogna lasciarsi trasportare dalla classifica e dai buoni risultati che sono arrivati finora, però quando i complimenti arrivano un po' da tutte le parti c'è anche della soddisfazione,
e in questo caso per il suo lavoro. No, senz'altro, questo sicuramente fa piacere, però quello che conta, lo dico per esperienza vissuta solo pochi mesi fa, quello che conta è il risultato finale. L'anno scorso, come sapete, insomma, tutte le persone che seguono il calcio, io lavoravo nel Lecce e nel campionato di Serie A dell'anno scorso ci siamo ritrovati subito dopo C'è qualche problema di linea, ecco. di gennaio. Mi sentite? Sì, adesso la sentiamo, direttore. Mi sentite? Sì, adesso sì. Benissimo. Ci riproviamo. Quindi stavo dicendo che l'anno scorso, per esperienza diretta e personale, noi abbiamo fatto un inizio dopo il mercato di gennaio con i nuovi innesti, abbiamo fatto 3 partite, 3 vittorie consecutive quando ero a Lecce, il campionato di Serie A dell'anno scorso, contro Torino in casa, Napoli fuori casa e Spal in casa, quindi 3 partite difficili ognuna con le sue dinamiche e insomma sembravamo sulla scia buona, diciamo in crescita, e poi dopo c'è stato il coronavirus, c'è stato il lockdown perché il coronavirus, a seguito del coronavirus, e quindi abbiamo avuto una serie di problemi. Gli ostacoli, le trappole sono dietro l'angolo, quindi noi non ci culliamo di questo momento, dobbiamo continuare. E purtroppo la linea va e viene. Intanto vediamo un attimo di ripristinare. Direttore, ci sente? Purtroppo la linea internet, forse a causa anche del maltempo che c'è qui in Calabria, va e viene. Adesso la vediamo di nuovo. Ecco. Sì, quindi stava dicendo che i pericoli sono dietro l'angolo, non bisogna cullarsi di questo momento positivo. Ecco. Assolutamente sì, purtroppo i pericoli sono dietro l'angolo e non bisogna mai cullarsi. Io ripeto, non so se mi avete sentito prima, lo dico per esperienza personale, insomma, di quello che è successo un po' a Lecce l'anno scorso, spero che non ricapiti perché... Ripeto, il Lecce l'anno scorso proponeva un ottimo calcio, però poi a un certo punto gli ostacoli e le trappole sono dietro l'angolo, non possiamo in questo campionato dove... io dico sempre che in Serie A, anche se all'88esimo vinci 2-0, non puoi considerare una partita chiusa perché la Serie A è particolarmente difficile e ci sono giocatori che ti risolvono le partite anche in pochissimi minuti, che te le ribaltano, quindi è così. Questo principio vale anche per la classifica, non bisogna mai cullarsi su una classifica buona. A proposito di classifica, c'è il Milan in testa a 26 punti, voi lo avete affrontato, insomma è una sconfitta contro i rossoneri per 3-0, è una squadra che secondo lei al momento di quelle affrontate merita questa posizione in classifica? Assolutamente sì, devo dire che ecco, un'altra squadra che mi ha sorpreso è il Milan, che ha trovato un equilibrio e un'identità tattica ben precisa, e devo dire che insomma, noi contro il Milan è stata una delle poche partite che abbiamo perso meritatamente, quindi i valori sono questi in questo momento, però devo dire anche che probabilmente il campionato di Serie A quest'anno, col fatto che non c'è una schiacciasassi come negli ultimi 8 anni che è stata la Juve, probabilmente diventa anche più affascinante, no? Poi alla lunga io sono dell'idea che i valori vengono fuori e non quello che possono essere delle recriminazioni delle volte su una partita sfortunata o su un errore arbitrale, poi alla lunga i valori su 38 partite vengono fuori, alla fine del campionato non si può mai recriminare, c'è sempre stato qualcosa che non è andato per il verso giusto. Però quest'anno rispetto agli altri anni, come dicevo prima, credo che si sia livellato verso l'alto il campionato, quindi il gap che c'era tra la Juve e tutte le altre credo che sia stato in qualche modo colmato, e quindi secondo me sarà un campionato ancora più affascinante, quello di quest'anno. Torneremo a parlare tra pochissimo anche di Serie A, adesso ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, vi aspettiamo.
Seconda parte di Anteprima Sport, siamo in collegamento con il direttore Mauro Meluso. Direttore, a proposito invece di squadre, abbiamo parlato del Milan in testa alla classifica, di squadre in fondo. Il Crotone lei se l'aspettava così proprio desolatamente ultimo? No, assolutamente no. Fra altre cose ho visto abbastanza dettagliatamente la partita contro il Napoli e il risultato è profondamente bugiardo, quindi vuol dire che la squadra comunque è in crescita. Probabilmente insomma, avranno avuto i loro problemi, non entro nel merito, però insomma, non mi sembra una squadra che debba avere 2 punti, dopo che ho visto la partita col Napoli, insomma, mi sembra una squadra che gioca e comunque ha delle buone idee. Io ho grande stima di Giovannino Stroppa, quindi è un dispiacere da calabrese, però insomma domani siamo nemici, quindi cercheremo, ovviamente spero che lo Spezia possa vincere, però devo dire che il Crotone assolutamente non me lo aspettavo, sia per organico e anche per qualità di gioco. Fra altre cose hanno 2 giocatori che avevo con me l'anno scorso a Lecce, che sono Rispoli e Petriccione, che domani uno per squalifica, un altro probabilmente per infortunio non ci saranno, quindi però ecco, non mi aspettavo che il Crotone a questo punto del campionato potesse avere così pochi punti. Antonio, intanto che tu prepari la domanda per il direttore, arrivano tante domande, ovviamente anche che riguardano il Cosenza, però che chiedono al direttore Meluso perché non ci manda a Campora e Vignali, ovviamente si riferiscono alla squadra del Cosenza, non li manda qui in città, ecco. Una cosa simpatica, direttore. Ovviamente i nostri tifosi sono sempre... ovviamente sono discorsi che non si possono fare in una seduta pubblica, ovviamente. Questi sono giocatori comunque che fanno parte del nostro organico, che hanno anche fatto abbastanza bene con noi, insomma, quindi... Non si muovono dalla Spezia, vero? Ma bisognerebbe chiederlo poi, credo, ai loro agenti, insomma, non tanto... Comunque non so se il Cosenza ne dovesse aver bisogno, insomma, quindi sono discorsi che non si fanno in televisione, dai. Come l'ha visto il Cosenza negli ultimi tempi? Ci siamo sentiti qualche settimana fa, c'è stata un po' di un'evoluzione, una vittoria a Frosinone, insomma, un Cosenza in crescita. In grande crescita, credo che, come ho avuto modo di dire la volta scorsa, proprio quando ci siamo sentiti non aveva ancora vinto, se non ricordo male, aveva fatto dei pareggi, una serie di pareggi. Frosinone, anche la buona prestazione di Vicenza, insomma io credo che ci sia un ottimo lavoro sia di chi ha costruito la squadra, quindi di Trinchera, di Stefano Trinchera, e di Roberto Chiuzzi. Roberto credo che in questo momento sia l'allenatore più emergente della Serie B, ha fatto qualcosa di straordinario l'anno scorso, sta continuando su quella falsariga. Devo dire che sono molto contento perché insomma è un mio concittadino, un conterraneo, quindi sono contento per lui, sono contento anche che si stia mettendo in mostra Brian Vera, che insomma è venuto a Cosenza con un po' di scetticismo perché ovviamente non si conosceva, ma io l'avevo portato a Lecce ed è un giocatore di grandi potenzialità sia tecniche che fisiche. Antonio, la domanda per il direttore. No, mi ha anticipato perché era quella su Vera. Sì, assolutamente, però io invito il direttore a regalarci un titolo, perché lui sa che noi siamo sempre pronti con la penna e la tastiera in mano a virgolettargli qualcosa, quindi possiamo scrivere Meluso 2 punti, virgolette, del Cosenza vuole Vignali e a Campora puntini puntini puntini? No, assolutamente non mi metterei mai, anche se dovesse essere vero, ma non c'è niente di concreto. Insomma, fra altre cose, il mercato di gennaio deve ancora decollare per tutti, anche per le squadre di Serie A, quindi anche per quelle di B. E quindi assolutamente poi non mi permetterei mai di mettere in piazza un'eventuale cosa riservata. Oramai Antonio Clausi mi conosce da tanti anni, insomma, credo che sa che non mi permetterei mai, non lo faccio con gli altri, non lo faccio neanche nei riguardi della società per la quale lavoro.
Direttore... No, più che altro, Anna, Sì. al direttore, battute a parte, chiaramente, volevo un attimo parlare di Nzola, un calciatore che piaceva tanto al Cosenza, non in questa sessione di mercato dove chiaramente era diventato irraggiungibile per quanto aveva espresso nello scorso campionato, quanto nella sessione estiva del 2019. Direttore, Nzola, fin dove può arrivare? Perché lo vediamo partita dopo partita avere dei numeri alla Lukaku sostanzialmente. Il fisico è quello, la qualità no, però lavorandoci su. No, anche qualità tecniche. È un giocatore che ha sicuramente la predominanza delle qualità fisiche. Vi racconto un aneddoto. Quando lo abbiamo preso, è arrivato intorno proprio a chiusura del mercato, dopo il fallimento purtroppo del Trapani, che quando fallisce una società è sempre una cosa non positiva. E quando lo prendemmo, lui insomma, aveva fatto tutto questo periodo di un mese, di circa 40 giorni, si era allenato per conto proprio, quindi sapete bene che i giocatori molto dotati fisicamente, con un fisico strutturato e muscolarmente possenti, ovviamente ci mettono molto tempo prima di trovare una condizione fisica. Considerate che è una cosa oggettiva, questa non è che lo dico io, diciamo che gli stessi preparatori atletici nostri pensavano che sarebbe andato in forma dopo un mese e mezzo, 2. Invece lui dopo praticamente una settimana era già in forma smagliante e questa penso che sia la più grande dote. Poi unisce grandi doti tecniche, anche perché comunque tecnicamente è un mancino. Tutti i mancini che ho conosciuto sono comunque dotati. È un giocatore che si sta esprimendo molto bene, ha veramente delle potenzialità enormi. Devo dire che è sulla bocca di tanti. Io sinceramente ho ricevuto già qualche telefonata, ma insomma non ce ne priveremo sicuramente fino alla fine dell'anno, su questo non c'è dubbio. Direttore, io la saluto, so che è proprio quasi in partenza, sta per imbarcarsi proprio sull'aereo. La ringrazio ancora una volta per aver accettato il nostro invito. Ovviamente in bocca al lupo al suo Spezia, possiamo dire in bocca al lupo anche al Crotone, quindi insomma il risultato di X sarebbe un risultato giusto per tutti, però giustamente Io ognuno... Spezia, raga. Grazie direttore, grazie mille e buon viaggio. Grazie Antonio e grazie per l'invito, a presto. Allora, tornando a parlare, abbiamo introdotto l'argomento Cosenza. Andiamo a vedere innanzitutto la classifica, anche il prossimo turno, perché ci sono tantissime domande, sia per l'avvocato Cuozzo che per Antonio Clausi in collegamento. Andiamo a vedere la classifica per quanto riguarda la Serie B. Purtroppo dobbiamo lasciare da parte l'intervista del Crotone, poi la sentiremo magari se ci sarà tempo più avanti. La Salernitana in testa con 23 punti. La settimana scorsa avevamo parlato proprio del ricorso del Cosenza, poi purtroppo non andato a buon fine. La SPAL a 21, il Lecce, l'Empoli e il Frosinone a 19, Venezia 18, Cittadella e Chieva a 14, Pordenone e Monza a 13 punti, Reggiana 11, Brescia e Reggina insieme al Pisa a 10 punti, il Cosenza a 9, Vicenza a 8 insieme alla Cremonese, Pescara a 7, Ascoli e Virtus Entella chiudono con 5 punti. Guardando il prossimo turno troviamo Brescia Salernitana, Chievo Reggina, che è l'anticipo di questa sera, Cittadella Spal, Cosenza Reggiana, Cremonese Ascoli, Lecce Frosinone, Pescara Vicenza, Pisa Pordenone, Venezia Monza, Virtus Entella Empoli. Ci sono tantissime domande, inizio proprio dall'avvocato Cuozzo, perché insomma i nostri tifosi ci stanno scrivendo: per cortesia non ragioniamo col principio che la Reggiana ha battuto il Monza, noi dobbiamo assolutamente vincere questa partita, perciò forza e coraggio, lupi nostri. Questo è un nostro telespettatore. Un saluto speciale al DS anni 90, Luciano Cuozzo, i soci di Cosenza nel cuore, che ovviamente salutiamo. E poi chiedo all'avvocato Cuozzo cosa ne pensa di questo mio pensiero. Quando si parla di cambio di modulo tattico non ci si ritroverebbe sempre con una coperta corta? È vero che si potrebbe passare ad una difesa a 4, ma questo però vorrebbe dire, a mio modo di vedere, limitare la spinta di Bittante e soprattutto di Vera, che è sicuro uno dei più forti che abbiamo e che sarebbe costretto ad aumentare i suoi compiti anche difensivi, cui non è molto portato. Cosa ne pensi? Allora, anzitutto io penso che quando si parla di cambio di modulo tattico mi suona come un mezzo fallimento, diciamo, di certe scelte tattiche. Magari le scelte
per le quali si è lavorato sin dal ritiro o comunque dall'inizio della preparazione precampionato. Io penso che il Cosenza sul piano tattico, finora io non ricordo partite che abbia sbagliato in maniera particolare o avversari che abbiano diciamo, giocato in maniera tale da indurci a pensare ad un cambio tattico da parte dell'allenatore. Certo, ci sono dei ruoli scoperti, è inutile nasconderci dietro un dito. Uno di questi ruoli, ora senza voler entrare nell'ambito del mercato, Vera è un buonissimo calciatore secondo me, ha un ottimo piede, è un grossatore, gioca sul suo piede di riferimento, quindi per uno che ama andare al cross dovremmo avere dei giocatori in area che sappiano sfruttare i palloni alti e mi sembra che diciamo un po' manchi nell'11 iniziale. Però abbiamo perso anche la sorpresa Bittante a sinistra, Bittante i cui inserimenti erano una delle armi in più del Cosenza e stavo facendo delle considerazioni. Il Cosenza prima diciamo, dello spostamento di Bittante a destra, lui giocava su certe azioni come praticamente l'esterno offensivo a sinistra del Cosenza, tant'è che spesso in partita c'erano occasioni che nascevano dai suoi inserimenti. E ricordo per esempio il gol del pareggio con il Lecce che è venuto da un suo inserimento, la gran parata del portiere del Chievo, l'occasione mancata a Verona, oppure la grande occasione simile avuta con Lentella. Ora con Vera hai un altro tipo di calciatore, riportando Bittante a destra. Sono delle soluzioni queste che comunque, a mio modesto parere, in questo momento non richiedono necessariamente un cambio modulo. Un cambio modulo. Antonio, invece a te chiedono, nel Pescara stanno giocando Ceter e Galano e per gennaio, come dichiarato dal Presidente, si cercano 2 punte, una esperta ed una giovane. Hanno fatto un sondaggio per Colombo, scuola Milan, non potremmo cavalcare l'onda di un plausibile malcontento di Asensio per riportarlo a Cosenza che, sentendo come noi le notizie, si sente declassato, magari gli rendiamo indietro in cambio Borrelli, così scrive un nostro telespettatore. Non è un'operazione semplice, nel senso che in mezzo vi sono un bel po' di quattrini che il Pescara sborsa ogni anno per avere questo tipo di calciatori. Asensio è infortunato, quindi il suo rendimento all'Adriatico non c'è stato sostanzialmente perché non è mai stato a disposizione prima di Oddo, adesso del nuovo allenatore Brad. Non credo sia un'operazione fattibile proprio per ragioni di natura finanziaria. Quindi, e non credo neppure che il Pescara al momento abbia bisogno di Borrelli. Certo è che se Borrelli a Cosenza non gioca, continua a stare in panchina, da Pescara potrebbe chiedersi conto di questo. Magari sì, potrebbe riprendersi Borrelli e poi trovare una nuova sistemazione a questo centravanti, però come dire, l'incastro automatico Borrelli-Asensio no, la vedo molto molto difficile. Molto difficile. Luciano, invece il Cosenza contro la Reggiana dovrà puntare alla vittoria per scalare la classifica, vittoria che manca ovviamente in casa, ma gli avanti che abbiamo mi ricordano Litteri e Pierini, elementi poco incisivi. Occhiuzzi riuscirà a trovare chi potrà darci un contributo significativo a risalire la china per poi puntare al mercato, secondo te? Io, finora, se consideriamo che Ghiozzi è rientrato praticamente la scorsa settimana in campo, non ricordo se 2 settimane fa lo avessero convocato, comunque è rientrato da pochissimo. Sì. Ritornando al discorso di modulo, i calciatori ancora non li abbiamo verificati tutti, non li abbiamo provati tutti, non abbiamo provato ad esempio a giocare con una punta centrale e 2 esterni che riescano ad andare al cross, non abbiamo provato a giocare con un centrocampista più veloce quale potrebbe essere Ba di inserimento e un giocatore più di manovra dietro quale potrebbe essere Petrucci, o meglio ci abbiamo provato a giocare ma con altri interpreti. Il Cosenza ha
25-26 calciatori, forse anche qualcuno in più, molti dei quali ancora li dobbiamo verificare, tra i quali Bois, il giovane terzino Scuola Roma, che è entrato molto bene, ha fatto bene a Parma, a parte l'errore sul gol in Coppa Italia, ma è entrato anche molto bene a Vicenza in partita, peraltro entrando anche duro nei contrasti, quindi senza paura relativamente ai precedenti infortuni che ha avuto. Quindi sono una serie di calciatori che dobbiamo ancora valutare, perciò io dico, è sicuro che con la Reggiana si debba buttare il cuore oltre l'ostacolo e puntare a vincere. Ormai i piccoli passi, insomma, la squadra deve entrare in campo convinta di centrare la vittoria, però a cambiare modulo e a stravolgere il tutto ancora ci penserei. Ci penseremo. Antonio, cosa c'è dietro il rinnovo di Baez fino al 2023? Cosa bolle in pentola? Carlo da Cosenza. Quello che tutti immaginiamo, nel senso che il prolungamento di Baez va letto sotto una duplice ottica. La prima è chiaramente quella che il Cosenza vuole avere il coltello dalla parte del manico con il calciatore, con la gente del calciatore e con tutte le pretendenti che magari busseranno alla porta del presidente Eugenio Guarascio. Nel senso che avere Baez a partire dal 1° luglio con un solo anno di contratto hai una determinata forza contrattuale. Avere Baez invece con una scadenza di contratto lontana nel tempo puoi permetterti di chiedere altre cose. Se questo rinnovo vuol dire che Baez resterà a Cosenza anche nella prossima stagione, io non ci giurerei, ma non perché Baez voglia andare via, assolutamente, perché il ragazzo ha firmato, è contentissimo, gioca sempre, perché dovrebbe andare via? Non sto dicendo assolutamente questo. Però nel momento in cui, come quest'estate non è avvenuto, nonostante i messaggi, gli abboccamenti che arrivavano da Salerno, se dovesse arrivare un direttore sportivo con le giuste argomentazioni da portare sul tavolo di Trinchera o chi per lui è Guarascio, allora il Cosenza lì si siederà a trattare, ma ribadisco, forte di un contratto ancora lontano nel tempo dalla sua scadenza. Questo prolungamento aumenta il valore del calciatore Jaime Baez, perché se il Cosenza quest'estate ragionava nell'ottica di una cessione eventuale sugli 800.000, 1 milione di euro per questo calciatore, io credo che questa cifra non solo sia legittimata da questo prolungamento, ma si potrebbe chiedere anche qualcosina in più, chiaramente poi da valutare anche con eventuali contropartite in prestito oppure a titolo definitivo. Però non si può che leggere in maniera positiva questo prolungamento con Baez. Il calciatore ha firmato alla fine della scorsa settimana, il presidente Guarascio deve semplicemente ratificare questo accordo, il contratto è lì fermo sulla sua scrivania, e nel momento in cui firmerà verrà depositato e verranno caricati i moduli ad hoc sul sito della Lega per rendere effettivo il prolungamento fino al 2023. Intanto mi chiedono cosa ne pensate della riforma dei campionati di Serie B con le 3 retrocessioni proprio per la stagione in corso. Questo ce lo chiede Marco da Cosenza. Ma è una proposta che dovrebbe ancora essere ratificata, vagliata dal Consiglio federale. Egoisticamente dico che insomma, potrebbe andarci bene. È la mia speranza, perché ovviamente egoisticamente, però io dico anche da tifoso, parlo esclusivamente da tifoso. Un campionato a 21 squadre chiaramente vuol dire possibilità di vedere più volte il Cosenza, possibilità di avere maggiori incassi, se Dio vuole che ovviamente, come speriamo tutti, torni alla normalità. Si ritornerà tutti allo stadio. Io addirittura auspicavo le 22 squadre dalla scorsa stagione, quindi immaginiamo se non posso essere d'accordo. Antonio, cosa ne pensi tu invece di questo campionato a 3? Cioè con 3 retrocessioni, no a 3. Sì, no, allora, le notizie di ieri che questa riforma paventata è slittata nel tempo, quindi se ne riparlerà dall'anno prossimo.
quindi quest'anno non verrà toccato il format, non verranno toccate le 4 retrocessioni, quindi 3 dirette più l'eventuale spareggio tra quart'ultima e quint'ultima. Il prossimo torneo sarà nuovamente a 20 squadre ed sarà chiaramente, prima che inizi, verrà deciso quante formazioni retrocederanno in Serie C. Beh, io da tifoso faccio sicuramente lo stesso ragionamento fatto dall'avvocato, ma ragionando in maniera fredda non è altro che, permettetemi, l'ennesimo tentativo da parte dei presidenti di tenere le mani ferme sul malloppo che si chiama Serie B dei diritti di sponsorizzazione, dei diritti TV, di tutto. Quindi c'è poco da ragionare. Da tifoso sì, siamo felici perché Cosenza, tra virgolette, ha più possibilità di restare in canotteria, però ragionando a mente lucida, a mente fredda, non c'è, come dire, altra lettura che quella di ulteriore avidità, consentitemi il termine, da parte di chi gestisce questi club, perché io sono sempre della stessa opinione. Se un presidente non ha le risorse per gestire una stagione di Serie B, non lo chiama nessuno a farlo. Avvocato Cuozzo, cosa c'è di vero, mi chiedono, sul prestito di Funaron, giovane attaccante della cantera dell'Atletico Madrid? Ce lo chiede Claudio da San Marco Argentano. Funaron. Credo che stia scherzando. Ecco. Antonio, invece mi chiedono se hai qualche novità e quindi se si può ipotizzare una formazione per domani. Allora, Antonio, ti fermo, me la dici dopo la pubblicità perché dalla regia mi dicono che abbiamo una pausa pubblicitaria e me la dici subito dopo, grazie. Vabbè. Terza parte di Anteprima Sport, ci eravamo lasciati, Antonio, con te che stavi cercando di mettere in campo una formazione proprio contro la sfida di domani della Reggiana, ecco. Dicevo che potrebbe giocare Gli perché l'esperimento Sacco a Vicenza, diciamo, non ha funzionato fino in fondo, nel senso che se Sacco avesse concretizzato quell'occasione che gli è capitata, qui parleremmo chiaramente di una riconferma certa, però siccome c'è abbondanza in attacco e ne abbiamo parlato anche prima, è giusto che chi non sfrutta la propria occasione lasci, come dire, spazio anche a chi da dietro preme, ed è il caso chiaramente di Gli che è entrato discretamente bene nel secondo tempo. Non credo che questa volta Occhiuzzi tenga fuori Balulì, che è l'ombra del partito, possiamo definirlo, per il Cosenza, calciatore a cui almeno io non rinuncerei mai, e quindi di consegue che uno tra Baez e Carretta potrebbe accomodarsi in panchina. Durante la settimana Occhiuzzi ha provato, facendo ruotare tutti gli uomini a sua disposizione come è solito fare, e lo aveva fatto, a dire la verità, anche nelle scorse settimane, però poi arrivato al momento in cui doveva comunicare la formazione allo spogliatoio, Baez e Carretta figuravano sempre nell'11 titolare. Non è escluso che domani quindi uno dei due possa rifiatare un po'. A centrocampo Scindi preme per ritornare, però Petrucci dovrebbe giocare ancora, quindi il ballottaggio tra il vice capitano e Petrucci. Vere a sinistra sicuramente, Bittante dovrebbe riprendere la sua maglia da titolare sulla corsa di destra, parentesi perfettamente quanto ho detto prima, Bittante a destra purtroppo è un altro calciatore rispetto al rendimento che ha sulla corsia mancina, però Vera un elemento che a mio avviso può diventare veramente il casasola del Cosenza stagione 2021. In difesa invece nessun dubbio davanti a Falcone, con il bomber Michielli. Idda è legittimo a fare da scudo alle velleità della Reggiana di portare a casa magari un pareggio. Andiamo a sentire proprio le parole di mister Occhiuzzi. Un attimo solo. Eccolo qui. Ma sono delle varianti che noi abbiamo comunque in base al nostro modo di coprire gli spazi, attaccare comunque è sempre quello. È normale, in base alle caratteristiche degli interpreti magari vai ad affrontare diversamente alcune situazioni, quindi ci può stare,
quindi valuteremo bene domani mattina, valuto bene le scelte da fare. Sì, vero, è una squadra che siamo due squadre molto simili nell'intensità, nel modo di approcciare le gare, voler giocare palla dal basso, voler superare le linee, lottare palla su palla, colpo su colpo, perché i duelli soprattutto domani faranno secondo me la differenza e quindi dobbiamo avere il nostro solito credo. A volte quando guardo la Reggiana sembra di specchiarci un po', perché comunque giocano molto simile a noi, quindi è una squadra allenata benissimo, che stimo molto, insomma. Noi proviamo sempre varie alternative, i ragazzi stanno tutti bene, proviamo sempre tante alternative, li provo spesso insieme più interpreti, perché devono essere abituati a giocare insieme, comunque quello che dicevo prima, in base alle loro caratteristiche comunque devono sempre lavorare per la squadra. Io, se ascoltate bene i ragazzi, durante la gara spesso uso il termine di lavora per i compagni, perché devono essere i primi a lavorare per la squadra, insomma. Le partite sono tutte partite combattute, noi guardiamo gara dopo gara, cerchiamo di prepararla al meglio per cercare sempre di fare la gara, sempre di voler tentare e provare a vincere ogni gara a viso aperto, quindi sarà sotto questo tempo da lupi, sarà una gara che dovrà essere affrontata da lupi veri. Cosa ne pensate di questa formazione? Ci chiedono. Falcone, difesa Tiritiello, Schiavi, Legittimo, centrocampo Bois, Conè, Petrucci, Obà e Vera, Sciaudone e Balulì dietro Iozzi e Niscialamu davvero, scrive un nostro telespettatore. Grazie e complimenti per la trasmissione, sempre forza Magici Lupi. E poi vorrei domandare ai vostri gentili ospiti, visto quanto sotto gli occhi di tutti, ovvero il periodo di appannamento degli attaccanti teoricamente titolarissimi, perché non dare una chance dal primo minuto a Petre, ed è l'unico attaccante, seppur un po' lento, che oltre a svariare su tutto il fronte d'attacco come vuole il mister, è forte pure fisicamente e di testa, oltre ad avere una buona tecnica. Non crede che il mister e DS avrebbero così definitivamente le idee più chiare in vista del mercato di gennaio? Partiamo da Luciano. Ritorniamo un po' al discorso iniziale. Abbiamo molti calciatori che ancora dobbiamo verificare, che sono arrivati proprio nel rush finale del calciomercato, molti assolutamente ancora non li abbiamo valutati, e Petre è uno di questi, ma anche Borrelli è appena arrivato a Cosenza. Mi hanno detto, per quelli che sono riusciti a sbirciare, è il caso di dire, l'allenamento, insomma, era arrivato già quasi in condizione qui a Cosenza, eppure non è riuscito a trovare spazio. Abbiamo Ba in mezzo al campo. In proposito volevo chiedere ad Antonio Clausi chi è previsto domani al fianco di, ipoteticamente, del titolare Petrucci, da quel che ho capito. Chi è previsto che debba giocare? Ba, oppure diciamo, gioca con la doppia mediana con Bruccini? Diciamo. Chi dovrebbe essere il compagno di reparto di Petrucci? Secondo me ripropone quello che abbiamo visto a Vicenza, Petrucci Sciaudone. Quindi insomma una riconferma, ecco, per loro. Una riconferma, sì, perché anche domani... perché Sciaudone ha fatto bene, cioè, ricordiamo quel No, assolutamente, quel ma palo... ha fatto bene anche Petrucci, per certo. carità, hanno fatto bene entrambi. Però Petrucci in questo momento, lo vedo, deve fare minutaggio per poter, per poter entrare in condizioni. Al suo fianco, magari con le dovute staffette in corso di partita, al suo fianco io farei per esempio partire un giocatore molto più celere nell'interdizione, anche perché domani dico bene, sì, domani alle 14 affrontiamo una mediana che è più o meno simile alla nostra, con dei giocatori Rossi e Varone che hanno delle caratteristiche. Varone forte fisicamente, Rossi è più un giocatore di regia, motivo per cui
diciamo c'è da tamponare anche la ripartenza, sarebbero due coppie, un giocatore più di interdizione e uno più di impostazione, sarebbero due coppie a specchio rispetto reciprocamente, ecco, quindi noi saremmo a specchio loro. Secondo me ci sono tante, ora anche lo stesso Ba che abbiamo visto a Parma, soprattutto uscito bene il secondo tempo, uscì bene il secondo tempo. Poi con la Salernitana c'è stato quel pasticcio e non siamo riusciti a vederlo. È un giocatore che deve essere, lo si deve iniziare a fare giocare questo ragazzo, gli si deve consentire minutaggi. Insomma, siamo ancora un cantiere, è il caso di dire. Antonio, tu Anna, dimmi come la pensi tu? permettimi di aggiungere una parola su Ba. Sì. Diciamo, gli spifferi che arrivano dal San Vitino, dagli allenamenti, da settimane, quindi non da oggi, raccontano di un Ba come dire, in netta crescita, un calciatore che qualora riuscisse a dimostrare poi la domenica in campionato quello che fa vedere ai compagni e ai tecnici durante la settimana, potremmo parlare di un calciatore realmente da prime piazze o addirittura da categorie superiori. Questo è quello che si dice di Ba. Quindi io sono curioso, quanto l'avvocato, di vederlo realmente al 100% con la maglia del Cosenza, perché già quest'estate, quando arrivò, andai a sbirciare qualche suo video su Y Scout e vi posso assicurare che le giocate di questo calciatore poco hanno a che fare con la Serie B. È chiaro che per giocare a Cosenza è la continuità il problema che ha caratterizzato la breve carriera finora di questo centrocampista francese. Però io quelle giocate che ho ammirato su Y Scout vorrei vederle sul prato del Marulla, perché davvero vi assicuro sono giocate molto molto importanti. Concordo assolutamente, identico pensiero. Ed identiche immagini probabilmente abbiamo visto, perché anch'io pensavo, se questo ragazzo ci facesse vedere al Marullo il 50% di quanto si vede sui video, è un giocatore da Serie A. E poi Antonio, come diceva il nostro telespettatore, bisognerà avere le idee più chiare, sia il direttore sportivo che il mister, per quanto riguarda ovviamente il mercato di gennaio. Quindi, come diceva anche l'avvocato Cuozzo in studio, bisogna vedere tutti all'opera per capire poi chi potrebbe restare o chi magari partire, ecco. Allora, io vorrei partire dalla mia analisi da un presupposto, che il campionato rumeno o anche la primavera italiano hanno dei ritmi completamente differenti rispetto a quello che poi è la partita di Serie B. Ma non solo ritmi, movimenti e inserimenti. Ecco perché ci sta che un calciatore come Petre, piuttosto che Borrelli, possa fare fatica ad ambientarsi, non tanto in un contesto di gruppo, perché da quello che mi dicono si è calato benissimo nello spogliatoio, ride e scherza con i compagni come è giusto che sia, ma in un contesto di natura sportiva, ecco, passatemi il termine, dove fin quando non riesce a sintonizzarsi sulla stessa lunghezza d'onda degli avversari e dei suoi stessi compagni, che invece masticano il campionato italiano praticamente da sempre, allora io credo che Petre faccia ancora fatica. Ma da qui a dire che a gennaio serve un altro attaccante, io andrei un attimo con i piedi di piombo, perché nel momento in cui, faccio un esempio banale e mi auguro che avvenga molto molto prima, il 28 gennaio Petre si sblocca, inizia a segnare a raffica, che bisogno ci sarebbe di andare a prendere un altro centroavanti, quando magari si potrebbe rinforzare un altro reparto, penso io, la corsia di destra. Quindi c'è da purtroppo aspettare un altro po' di tempo, perché quando si opera, soprattutto sul mercato dell'Est Europa, ci sta che arrivino calciatori provenienti da altre tipologie di calcio, e quindi bisogna avere un po' di pazienza, e la stiamo avendo oggettivamente un po' tutti, Occhiuzzi in primis. Io volevo fare una domanda prima di lasciarvi ovviamente ad alcuni firmati che chiuderanno questa puntata di Anteprima Sports, una domanda che riguarda un altro calciatore in arrivo alla corte del Monza, che è Balotelli. Insomma, un Monza, come possiamo dire, galacticos, avvocato. Balotelli, l'europeo che perdemmo, l'Italia perdette in finale con la Spagna, quel 4-0, se ricordate, se non sbaglio in Germania era anche ora. Sì, in Germania, non vorrei sbagliarmi, insomma. Balotelli era
il fulcro della nazionale italiana, il fulcro del gioco offensivo della nazionale italiana. E noi perdemmo quella finale in realtà a parte la forza delle Furie Rosse, perché quel giorno lui, insomma, non era in gran non fu in condizione, ci aveva portato in finale. Quindi non sto parlando di un secolo fa, sto parlando, credo io, di 5-6 anni fa, non vorrei sbagliarmi. È un ragazzo che ha appena 30 anni o giù di lì, però come si è sempre detto, insomma, da noi sapete bene che c'è un detto cosentino che non sto a ripetere, però diciamo a 30 anni il ragazzo avrebbe già dovuto da tempo mettere la testa a posto. Se lo fa a Monza diventa un fuoriclasse, e se no... Rimaniamo con questo interrogativo. Io ringrazio l'avvocato Luciano Cuozzo per essere stato con noi, ringrazio anche Antonio Clausi che è in collegamento. Vi lascio a questa intervista al brand Legend Tutto Cosentino, sentiamo di che prodotti si parla, e poi in chiusura, come al solito, il siparietto di Luigi Rogano e Luca Repiane che ci tiene in compagnia in questa seconda fase. Grazie e a venerdì prossimo. Un bel progetto che è nato quasi per gioco, accomunando l'arte con lo sport, andando a raffigurare tramite disegni del nostro bravissimo artista, dove ci sono appunto le leggende dello sport, del calcio, del basket, un po' comprende un po' tutto il mondo dello sport. Sì, per quanto riguarda Maradona, ovviamente è con noi in collezione dall'inizio. Gli iconici più forti tipo proprio Maradona è con noi dall'inizio. Ultimamente avevamo fatto un disegno bellissimo con la divisa del Napoli, combinazione poi la tragica notizia della morte che ci ha spiazzato un po' tutti noi amanti del calcio e dello sport in generale, come si è potuto ben vedere sui social. Oggi un'altra triste notizia che è venuta a mancare Paolo Rossi, che per noi è un'altra leggenda, perché comunque ci ha fatto rivivere tramite i suoi gol cose veramente molto emozionanti, mondiali dell'82 sappiamo tutti. Ovviamente in scaletta con noi già c'era Paolo Rossi, che a breve lanceremo anche quest'altro disegno, però bruttissima perdita, veramente una bruttissima perdita. Come nasce questa idea di questo marchio che si chiama appunto Legend? Allora, l'idea nasce dalla mia grandissima passione per il calcio innanzitutto, quindi sono un grande conoscitore del mondo del calcio proprio per passione, grande appassionato di moda, quindi ho cercato di mettere insieme le due cose, quindi accomunare la mia passione per il calcio e per lo sport alla mia passione per la moda. Quindi è uscita questa cosa così un po' per gioco, iniziando con delle t-shirt quest'estate, appunto con la nostra prima leggenda che penso che come per me e per voi tutti, qui Gigi Marulla è veramente la leggenda. Infatti c'è lo Stadio San Vito che è stato intitolato anche a lui proprio per questo. Tramite l'amicizia che mi lega alla famiglia, tramite Kevin in prima persona, sono riuscito a lanciare sul mercato la t-shirt di Gigi Marulla, che ovviamente in pochissimo tempo è andata a ruba, vista la passione e l'amore che si prova per Gigi. T-shirt che non vendi soltanto qui in negozio a Cosenza, ma che pubblicizzi, ovviamente c'è una vendita anche online, arrivano richieste da ogni parte magari del mondo, ecco. Sì, guarda, non ti nego che per noi è esperienza nuova, perché abbiamo subito intrapreso giustamente la strada dell'online. Non ti nego che in pochissime ore sono arrivate richieste da tutto il mondo, ecco, come dicevi tu. Abbiamo spedito addirittura in Canada, in Europa abbiamo spedito quasi dappertutto, Germania, Francia, Spagna, anche in Portogallo, in America pure. Ci sono poi dei progetti che non svelerò oggi, ma ci sono dei progetti abbastanza importanti. Devo dire la verità,
il mio progetto è piaciuto ai diretti interessati che sono raffigurati sui miei capi d'abbigliamento, quindi un valore aggiunto al brand è proprio questo. Infatti da poco tempo siamo riusciti a inserire anche i nomi, qua vedete Robby Baggio, perché proprio appunto siamo riusciti ad entrare in un circuito dove possiamo sponsorizzare bene anche il tutto a livello mondiale, quindi ancora di più siamo contenti di questo. Siete stati contattati da qualche personaggio di questi raffigurati? Sì, siamo stati contattati, abbiamo contattato, abbiamo creato delle nuove amicizie, dei nuovi collegamenti dove possiamo ampliare sempre di più il nostro brand, e sta andando bene proprio per questo, l'essere riusciti ad arrivare a determinati personaggi che, devo essere sincero, non conoscevo, ho conosciuto, e sono delle persone fantastiche, sono delle persone veramente fantastiche. Raccontaci un aneddoto di uno di questi. Guarda, uno te lo voglio raccontare perché oramai siamo diventati grandi amici e penso che lo conoscano un po' tutti, ha giocato ad altissimi livelli. Lui è Fabio Galante, ex difensore dell'Inter, Torino, Livorno e robe varie. Lui famosissimo per essere un bel ragazzo che comunque ha avuto tante fidanzate, tante donne eccetera eccetera, ma ti posso garantire, l'ho conosciuto dal vivo, è una persona fantastica, perché poi quando li vedi in TV è una cosa, quando li vedi dal vivo è un'altra. Mi ha messo a suo agio in un modo impressionante, a mio agio in un modo impressionante, e mi ha fatto conoscere un po' il suo mondo, no? Presentandomi e facendomi conoscere tante persone che appunto da lì mi si sono aperti tanti canali, e lo voglio ringraziare pubblicamente perché è una persona veramente, veramente fantastica, di un'umiltà unica, e come lui tanti altri, che non vi svelo oggi, però a breve si vedrà tutto sui social. Un'altra domanda, qual è il personaggio che va più a ruba? Guarda, dall'agenzia marketing noi andiamo a strutturare ogni personaggio in base a una tipologia di vendita che possa funzionare nell'immediatezza. Visti i periodi che ci sono, non c'è il tempo di proporre e vedere come va. Quindi sono dei personaggi mirati dove la maggior parte si vendono un po' tutti. Certo è, se ti devo dire, qui da noi a Cosenza quello che funziona di più e che va di più è Gigi Marulla, il grande Gigi che comunque sta nel cuore a tutti i cosentini. E te ne dico un'altra, è uno dei più gettonati anche fuori, perché ci sono molti cosentini fuori, anche in Italia, anche all'estero, che hanno fatto richieste. Infatti sulle spedizioni online è uno dei più iconici, dei più venduti. Certo, in questo periodo Diego Armando Maradona è stato uno dei più richiesti, un altro dei più richiesti è Robby Baggio, comunque l'iconico italiano che piace a tutti e piace nel mondo. Infatti ultimamente ci siamo sentiti anche con loro, con la figlia, con Valentina, persona fantastica, che ci ha ringraziato dell'omaggio, del disegno e tutto, e siamo contentissimi proprio di questo. Sta andando bene, in un periodo così nero sta andando veramente bene, e siamo contenti che continui ad andare così. Ovviamente siamo sempre in continua evoluzione, perché non ci fermiamo solo statici a quello che è, ma a quello che sarà. Giochiamo a tombola a distanza. Dai, primo numero 37. La febbre. 19. Il coronavirus. 90. La paura. 20. L'anno di merda. Olo, cangiamo io per mia. Basta sta.